9 gennaio inizia una nuova settimana da trascorrere in vostra compagnia con Focus TG, rigorosamente in diretta fino alle 13:30 per portare a casa vostra l'informazione del Veneto con i nostri collegamenti in diretta, ma non solo, con tutti i nostri servizi confezionati per raccontarvi quello che è successo e quello che sta succedendo nel nostro territorio. Purtroppo anche questo weekend che ci siamo lasciati alle spalle è stato contrassegnato da troppi incidenti sulle strade. Avrete capito che come d'abitudine apriamo con la pagina di cronaca che ci porta a Montecchio Maggiore, dove ieri sera si è verificato un incidente stradale con un'auto finita contro la cuspide del guardrail. Montecchio Maggiore. È ancora ricoverato all'ospedale il conducente di una Volkswagen Golf che si è schiantata contro il guardrail lungo la tangenziale 246. L'incidente è accaduto nella serata di domenica sotto la pioggia battente, nei pressi dell'uscita per il centro cittadino. L'auto verso le 21, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti per i rilievi e deviare il traffico, è finita contro la cuspide della barriera che delimita la corsia di uscita dalla tangenziale. Oltre ai sanitari del SUEM che hanno soccorso e stabilizzato l'autista, trasportandolo infine all'ospedale con un codice di media gravità, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Arzignano che dopo circa un'ora e mezza hanno messo in sicurezza l'area interessata dall'incidente. Ancora incidenti nella notte tra sabato e domenica, investe un 19enne e poi scappa e caccia al pirata della strada nel Trevigiano. Vediamo. L'incidente è avvenuto nella notte intorno all'1:30 in via Ronchese tra sabato e domenica. A terra, ferito, è rimasto un giovane 19enne di origini kosovare, investito da un automobilista che poi è fuggito senza prestare soccorso. Sul posto sono arrivati gli operatori del SUEM 118 che hanno portato il ragazzo in ospedale a Treviso, dove è stato ricoverato con una prognosi di 40 giorni a seguito delle lesioni riportate. I carabinieri stanno ora indagando sull'incidente. Da una prima ricostruzione il giovane si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un pirata della strada che non si è fermato ma ha continuato la sua corsa facendo perdere le proprie tracce. Sulla carreggiata alcuni frammenti dell'auto che potranno essere utili agli investigatori per risalire al responsabile. Saranno i carabinieri a far luce sull'ennesimo incidente stradale che poteva avere conseguenze ancora più gravi. Saranno visionate anche tutte le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare elementi che possano portare all'identità del guidatore dell'auto fuggita. Ancora sangue sulle strade, siamo a San Donà di Piave, erano in 5, 2 sono morti, 3 feriti in ospedale. Una serata tra amici che si è conclusa con una tragedia, l'auto che è uscita di strada è andata a incastrarsi contro il troncone di un guardrail. La parte anteriore dell'auto quasi intatta, a guardarla bene sembrava che avesse solo preso una botta, invece la parte posteriore destra era completamente squarciata dall'asta di metallo. È accaduto ieri sera, poco prima delle 20, in via Lungo Piave Superiore, all'altezza del Civico 5. È una strada molto stretta che costeggia l'argine del Piave, in quel punto è particolarmente pericolosa. La chiamata alla centrale dei vigili del fuoco di Mestre è arrivata intorno alle 20, precisamente alle 20:03, ed è partita proprio da uno dei residenti che era in casa e ha sentito il botto. Sul lungo argine, assieme ai pompieri, sono arrivati chiaramente anche i carabinieri, i soccorritori del SUEM. Adesso chiaramente daremo ulteriori dettagli su questo drammatico incidente che ha colpito la comunità di San Donà di Piave, ma colpisce tutti noi, anche chi vi riporta insomma queste notizie. Intanto adesso continuiamo con la cronaca, non parliamo di incidenti, parliamo di una storia fortunatamente a lieto fine, una 12enne in fuga da Milano per un amore di 15 anni conosciuto via chat. La ragazzina è stata ritrovata fortunatamente dopo 5 giorni dai poliziotti alla stazione di Conegliano.
12 anni appena, è già in fuga da casa a Milano per un amore quindicenne conosciuto via chat. Storia fortunatamente a lieto fine per la dodicenne scappata il 2 gennaio da Cinisello Balsamo e ritrovata la sera dell'Epifania a Conegliano, nei pressi della stazione, dopo essere stata riconosciuta dai poliziotti che hanno immediatamente chiamato i familiari. Fino ad allora e per tutti i 5 giorni in cui la figlia minorenne si era eclissata, tenuti completamente in allerta dalla stessa, che non si era mai fatta sentire né per telefono né con un messaggio, lasciando ovviamente mamma e papà nel baratro di ogni incognita, compresa la più nefasta. La ragazzina, riconosciuta dagli agenti, infatti, dopo le foto diramate dai genitori in seguito alla denuncia di scomparsa, è avvistata in mezzo ad un gruppo di minorenni, portata in commissariato in attesa dell'arrivo dei familiari che hanno potuto finalmente riabbracciarla e porre fine alla fuga d'amore. Adesso una vicenda che riguarda sempre i minorenni, ma è di tutt'altro genere, è una vicenda drammatica. Un 42enne finito sotto inchiesta a Treviso per violenza sessuale su una quindicenne. La ragazzina è la figlia della coinquilina dell'uomo e ha permesso di far scattare, di far partire l'indagine grazie al suo cellulare. Incastrato dalle registrazioni di una conversazione nella quale faceva esplicite avance sessuali a una quindicenne. È stata la stessa ragazzina di nascosto con il telefono a fornire la prova dell'ennesimo assalto dell'uomo, un 42enne operaio che viveva nello stesso appartamento dove abita la madre. I fatti sono avvenuti nell'estate scorsa. La quindicenne, figlia di genitori separati, è in affido condiviso tra i due. Sta dal padre, ma nei fine settimana è spesso dalla madre, ospite di un'amica a Treviso. In quell'abitazione arriva a un certo punto ad alloggiare anche un operaio romeno con un passato di maltrattamenti in famiglia. Ed è proprio lui, in pochi giorni, a tentare con la ragazzina molesti e abusi tra baci, abbracci, palpeggiamenti, mai sfociati fortunatamente in rapporti completi grazie ai ripetuti rifiuti della quindicenne, che, esasperata, una sera registra di nascosto la richiesta pressante dell'uomo che, entrato in camera sua, voleva un rapporto sessuale. Poi il racconto del suo incubo alla madre e la conseguente denuncia in procura, con quella registrazione ben chiara come testimonianza delle intenzioni dell'operaio. Ora l'uomo è sotto inchiesta per violenza sessuale su minore. Parliamo adesso di slot machine accese e operative fuori dell'orario consentito. Sono scattate delle multe a 2 locali pubblici di Vicenza e provincia. La Guardia di Finanza di Vicenza ha portato a termine 2 operazioni di servizio nei giorni scorsi che hanno consentito di sanzionare 2 pubblici esercizi per aver tenuto accese 14 slot machine fuori dagli orari consentiti dalla legge regionale nei comuni di Vicenza e di Longare. In 2 differenti giornate, pattuglie del gruppo di Vicenza, valorizzando alcune segnalazioni pervenute da cittadini, hanno individuato all'interno di 2 pubblici esercizi, uno riconducibile a una catena del settore del gioco e l'altro gestito da un soggetto di origine cinese, che gli apparecchi da intrattenimento erano accesi in violazione a quanto stabilito dalla Regione Veneto, che non consente l'esercizio del gioco online presso i pubblici esercizi nelle fasce orarie protette, vale a dire dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15, dalle 18 alle 20. L'intervento eseguito ha permesso di sanzionare i titolari dei pubblici esercizi che ora dovranno versare ai rispettivi enti comunali di Vicenza e Longare 500 euro per ogni apparecchio rimasto acceso oltre l'orario consentito, per un totale rispettivamente di 6.000 e 1.000 euro. Ed è morta la 68enne rimasta gravemente ferita nel giorno dell'Epifania insieme al marito nel drammatico, lo ricorderete, frontale sulla Pontebana a Villorba. Il marito resta in condizioni molto serie, ricoverato al Cafoncello. Troppo gravi i traumi riportati nello schianto frontale con un carro attrezzi sulla Pontebana. Loredana Materlin, 68 anni, di Parè di Conegliano, rimasta gravemente ferita insieme al marito. Marino Barbagini, 71 anni, nel drammatico incidente dell'Epifania a Villorba. È morta nella notte all'ospedale di Treviso, dove era arrivata in condizioni disperate dopo il sinistro. Loredana purtroppo non ce l'ha fatta, questo ci fa porre l'attenzione ancora di più su quanto dobbiamo insistere per la sicurezza delle nostre strade,
ma adesso è il momento del cordoglio, dobbiamo stare vicini al marito di Loredana che versa in gravi condizioni in ospedale. Speriamo possa rimettersi al più presto, anche se non cancellerà tutto quello che è successo, ma sicuramente aspettiamo di riabbracciarlo nella nostra città di Conegliano. Intubata sul posto, Loredana Materlin era stata trasportata d'urgenza al Cafoncello. Per lei e il marito fratture multiple. Nella notte le condizioni della pensionata si sono ulteriormente aggravate fino al decesso. È la seconda vittima della strada nella Marca in questa prima settimana del 2023. Le cause della tragica sbandata e dell'invasione di corsia da cui è derivato lo scontro frontale sono al vaglio della Polizia Locale di Villorba e della Procura della Repubblica, che dovrà ora aprire un fascicolo per omicidio stradale. Non è escluso che il 71enne alla guida sia stato colpito da un improvviso malore. Gli esami del sangue potranno forse dire qualcosa in più. La coppia ha un figlio, Davide. Tra i vicini in via Crevada appare lo sconcerto e l'incredulità. Mi dispiace sì, perché erano amici in pratica. Vede, mi lavoro qua così, faccio qualche legno e lui lavora là perché il garage è quello. Parlavo spesso col marito, sì, perché passava più del tempo a lavorare giù in garage, a fare i suoi lavoretti da pensionato. La signora ogni tanto la incrociavo, gli faccio condoglianze alla famiglia e comunque null'altro da dire, sicuramente due bravissime persone. Noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, torniamo tra poco con un'ampia pagina di cronaca, tante altre notizie, i nostri approfondimenti, poi abbiamo ascoltato, raccolto la voce dei cittadini su tematiche di stretta attualità, dai saldi fino al rincaro dei costi, insomma tanto di cui parlare ancora insieme. A fra poco. Sono le 12:15, ben ritrovati in diretta con il nostro Focus TG, come vi dicevo tante notizie che insomma vi proponiamo anche oggi, rigorosamente in diretta, saremo in vostra compagnia, oramai lo sapete, una piacevole abitudine, fino alle 13:30. Noi andiamo avanti con la pagina di cronaca, sono giorni di polemiche a Padova per i camper dei Rom parcheggiati in ospedale dove era ricoverato il loro capo dopo un ictus. Se ne sono andati dopo 5 giorni di sosta nelle vie vicino all'ospedale i camper delle famiglie rom che hanno stazionato lungo la strada per quasi una settimana perché il loro capo, Jupo Alilovic, 64 anni, era ricoverato in gravi condizioni dopo un malore improvviso, pare un ictus. L'uomo, residente in via Ferrero, era stato ricoverato d'urgenza e pochi minuti dopo il ricovero decine di roulotte erano arrivate in via Gattamelata, creando problemi al traffico e suscitando l'ira degli automobilisti. Numerose le segnalazioni arrivate alla polizia locale, carabinieri e polizia che hanno costantemente monitorato la zona per evitare situazioni di criticità. Dopo la morte del 64enne, i camper se ne sono andati. Adesso apriamo una pagina all'interno del contenitore della cronaca. È una pagina che racconta di un vero e proprio exploit di truffe, furti, ladri in azione e atti vandalici. Nei prossimi servizi il fil rouge che li tiene uniti sarà proprio questo, ovvero raccontare queste attività, queste diciamo notizie che hanno a che fare con appunto rapine, scippi, truffe e comportamenti criminosi nel nostro territorio. Partiamo da una truffa bancaria via SMS. È stata smascherata la banda di truffatori campani grazie alla denuncia di uno studente ventenne di Castelfranco e grazie anche alle indagini dei carabinieri. Vediamo. Non la solita truffa online via mail, di più la banda di frodatori, fingendosi dirigenti della banca di turno, si spingeva oltre, chiamando pure al telefono i truffati per chiedere loro di non accedere al conto corrente online per 24 ore, avendo così il tempo necessario per svuotarlo. Truffatori smascherati grazie alla denuncia di uno studente ventenne di Loria, che dopo aver fornito i codici d'accesso si è ritrovato un ammanco di 2.000 euro. L'indagine è partita da una denuncia querela presentata da un cittadino di Loria presso la stazione carabinieri di Riese Pio X, quindi è stata iniziata questa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso e che ha permesso di individuare responsabili di questa truffa
in 5 soggetti già conosciuti alla giustizia, residente in area campana, responsabile appunto di truffa in concorso. I 5 truffatori, tutti napoletani di età compresa tra i 20 e i 75 anni, già con precedenti penali, ora denunciati, sebbene a piede libero, con la tecnica di finti sms, finte mail di banche e uffici postali, con il 20enne di Lori di Castelfranco, erano riusciti a svuotare i conti di un totale di 15 risparmiatori, agendo anche in Lazio ed Emilia Romagna, per un importo totale di ben 50.000 euro. Così dalle indagini dei carabinieri di Castelfranco. Questa vittima, che ha presentato denuncia querela, è stata avvicinata attraverso un sms che gli è giunto sull'utenza telefonica, dove compariva un link che è risultato essere falso, apparentemente riconducibile a un istituto di credito. I consigli dei carabinieri a non fornire dati sensibili, quali i numeri e le password dei conti correnti. Si tratta di truffa e svuotaconto. Nel dubbio chiedere consiglio su come procedere alle stazioni carabinieri che sono sul territorio. Ricorderete la vicenda di cronaca di alcuni ladri colti in flagrante dalla polizia. Siamo a Jesolo dopo una spaccata all'Apart Hotel La Pineta, insomma, e immediatamente lasciati liberi perché per effetto, diciamo, della riforma Cartabia, che non prevede l'arresto in assenza di denuncia. Una vicenda che ha sollevato tante polemiche, ha fatto scalpore, sulla quale sono intervenute le associazioni di categoria, letteralmente furiose. Hanno sottolineato come in questo modo si invitano i ladri a venire a rubare in Italia. Vediamo. Colti in flagrante dalla polizia subito dopo una spaccata all'Hotel La Pineta di Viale Orienti a Jesolo e immediatamente lasciati liberi perché con la riforma Cartabia per l'arresto è necessaria l'immediata denuncia da parte di chi ha subito il furto. Alla coppia di ladri non sarà perso vero cavarsela con una semplice declinazione delle proprie generalità prima di tornare a piede libero. Così come non pare vero all'Associazione Jesolana Albergatori e all'Ascom, che esprimono sgomento e preoccupazione per un fatto reputato gravissimo. Ti sembra quasi uno scherzo. Poi ti rendi conto che purtroppo il paese Italia non ti dà nessun tipo di tranquillità e di sicurezza. Il cittadino si sente totalmente inerme. Le prime reazioni sono quelle di dire: ma veramente riusciamo a fare delle leggi di questo tipo? Veramente riusciamo a mettere in libertà gente presa sul fatto che sta compiendo un reato? Assieme al presidente di Confcommercio Angelo Faloppa, anche Pier Francesco Contarini dell'Associazione Albergatori teme gli effetti devastanti che ora potrà avere quanto accaduto l'altra sera, vale a dire un aumento dei furti con la garanzia di una sorta di immunità per i ladri. Francamente è quasi un invito a tutti quanti a dire: venite in Italia, che tanto è l'unico paese al mondo dove potete fare quello che volete, potete delinquere, potete spacciare, potete rubare, potete entrare sulle case delle famiglie, potete fare tutto quello che volete, tanto resterete non solo impuniti, non solo non verrete arrestati, ma non vi faremo neanche il processo. Da tempo Jesolo chiede più forze dell'ordine, non solo d'estate ma anche d'inverno. Se però le forze dell'ordine non sono messe nelle condizioni di offrire la sicurezza che gli si chiede, allora, dicono qui, la riforma Cartabia deve essere cambiata immediatamente, almeno sotto questo aspetto. Questo penso che lo chieda a tutta Italia dopo quello che è successo e dopo l'esempio dell'altro giorno penso che lo chieda a tutta Italia. E sono convinto che questo governo metterà mano alle anomalie di questa riforma, che avrà dei fondamenti, come dicevo prima, ma senz'altro deve essere riformata. La discussione, la polemica su quanto accaduto a Jesolo si è estesa a macchia d'olio in tutto il territorio. Sono chiaramente problematiche che riguardano l'intero, Veneto e non solo, riguardano tutto il nostro paese. Torniamo però a parlare di questo perché il rilascio dei 2 ladri colti in flagranza a rubare a Jesolo preoccupa anche tanto l'amministrazione comunale, impegnata in un rafforzamento dell'organico della polizia locale. Se poi queste persone che delinquono vengono prese in flagranza di reato e poi vengono rilasciati perché non c'è la possibilità appunto di fare una querela diretta da parte del proprietario della casa,
questo per noi è un problema. Già al centro di un vivace dibattito politico e tra addetti ai lavori, l'entrata in vigore della riforma Cartabia della giustizia penale inciampa Jesolo in un caso destinato a far discutere a lungo, quello dei 2 ladri arrestati in flagrante dopo la spaccata in un albergo e rilasciati perché secondo la nuova procedura per il fermo è necessaria l'immediata denuncia da parte di chi ha subito il furto. Capiamo da un lato che questa è una riforma della giustizia che chiede l'Europa per avere i fondi del PNRR, perché devono snellire la giustizia e tutto il ragionamento sui processi, però non è questa la direzione giusta per noi. Insomma, noi confidiamo in una modifica della legge. Quest'anno la Polizia Locale di Jesolo si rinforzerà con l'arrivo di nuovi agenti con tanto di corsi specifici contro la microcriminalità. Così come gli accessi al comune saranno vigilati da telecamere in grado di riconoscere le targhe di auto sospette. I furti fuori stagione in alberghi e ristoranti o seconde case nelle località balneari sono un fenomeno che si ripete inevitabilmente pressoché ogni inverno. Ci sono stati alcuni furti dopo la stagione, più o meno sono sempre le stesse persone che fanno i furti, poi vengono presi, poi escono dopo poco, però diciamo il fenomeno è sotto controllo. E allora, in attesa di una riforma auspicata da molti politici, da molti sindaci del territorio, c'è chi comunque cerca di correre ai ripari, proprio come è successo nel comune di Noventa Padovana, che insomma da quest'anno mette a disposizione un'assicurazione gratuita ai propri cittadini contro i furti, coperti gli interventi di prima emergenza. È una piaga per i cittadini quella dei furti nelle abitazioni o appartamenti che coinvolge tutti i comuni, anche Noventa Padovana. Qui per iniziativa dell'amministrazione dal 31 dicembre è operativa un'assicurazione gratuita contro i furti a tutela degli 11.800 residenti. Quello che a noi ci premeva è riuscire a dare una polizza di prima assistenza, di primo aiuto per quei cittadini che subiscono un furto in appartamento, cioè quindi si vedono danneggiati le proprietà. Naturalmente la polizza non copre il valore del furto, però gli diamo una prima assistenza, come per esempio il piantone che rimane là, che non è una cosa da poco, l'assistenza per esempio per andare a prendere le medicine in farmacia, visto che non può abbandonare la casa o fare la spesa, l'assistenza psicologica, il pernottamento nel caso debbano andare in albergo e anche alcune piccole riparazioni che riguardano gli infissi. Il costo a carico del comune di 6.400 euro l'anno, spiega il sindaco Marcello Bano, al lavoro anche per il potenziamento delle attività di sorveglianza del territorio grazie alla convenzione siglata con i comuni di Strassa, Onare e Vigonovo. Per accedere alla polizza i cittadini devono contattare un numero verde di cui sarà fatta ampia pubblicità. I cittadini in qualche modo la devono attivare questa polizza, sindaco? No, è già attiva. Loro devono chiamare il numero verde qualora ne avessero necessità e a quel punto parte praticamente l'assistenza. Continueremo a parlare di emergenza furti e di atti vandalici anche dopo 2 minuti di pubblicità. Restate con noi. Ben ritrovati in diretta con Focus TG. Allora, come vi anticipavo, prima di andare in pubblicità continuiamo a parlare di criminalità e di atti vandali. Ci ha fatto molto discutere e anche in questo caso ha scosso la sensibilità di tanti cittadini un episodio che vi abbiamo raccontato, un deplorevole atto vandalico a Cismon del Grappa a inizio anno. Insomma, è stato rubato il bambinello dal presepe in legno di via Roma. Nella mangiatoia i cittadini di Cismon hanno lasciato il pezzo di legno che i vandali hanno posizionato dopo aver rubato il bambin Gesù. C'è troppa amarezza in paese per un gesto tanto deplorevole. Nella capanna di questo presepe che si trova lungo via Roma, una volontaria aveva adagiato un bambinello avvolto in una coperta. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, il simbolo per eccellenza del Natale è stato fatto sparire, tristemente sostituito da un pezzo di legno.
Al di là del significato religioso di questo, che noi possiamo considerare a tutti gli effetti un vilipendio, vi è il disprezzo per chi ha cura della nostra comunità, e questo per noi è inaccettabile. Abbiamo già avuto segnalazioni nel breve periodo di comportamenti anomali anche qui da parte di alcuni giovani che sono attenzionati dalle forze dell'ordine, e quindi pensiamo che questo sia l'ennesimo gesto, ed è un peccato perché questa è una comunità che è molto legata a questi valori, tante persone per bene che si danno da fare, e non saranno insomma certi piccoli e pochi stupidi a rovinare questo senso di comunità. Un atto vandalico inaccettabile, una dura condanna, quella del sindaco Luca Ferrazzoli, che parla di un'escalation di episodi e annuncia la linea dura. Sostanzialmente dispetti ai cittadini, dispetti alle persone anziane, rumori, quindi quelle cose che non hanno una rilevanza penale diretta, ma che creano scompiglio in comunità e senso di insicurezza, e quindi credo che questo debba terminare. E chi sa di essere in peccato deve stare molto più attento, perché noi crediamo che ci sia un'escalation dalle segnalazioni dei cittadini. Le forze dell'ordine, come dicevo, sono sul pezzo per quanto riguarda questi atteggiamenti. Ovviamente devono cessare, quindi è meglio che chi vede questo servizio cominci a fare qualche pensiero maggiore. E come diceva il sindaco di Valbrenta, Luca Ferrazzoli, c'è davvero un'escalation di episodi che raccontano di atti vandalici nel territorio, tese sul Brenta piuttosto che in Altopiano, Gallio, ve ne abbiamo raccontato, continueremo a raccontarvelo anche questa sera nel corso delle edizioni serali della nostra informazione, proprio perché anche oggi si sono verificati episodi simili. Nel frattempo però fa discutere, e non poco, il durissimo sfogo sui social di un barista di San Donà di Piave, colpito anche lui dai ladri. L'esercente però non arretra e dice: dobbiamo iniziare a difenderci. Siete entrati a casa mia, spero con le telecamere esterne di vedervi. Entro quest'anno sarete cenere. Vi scoverò io e vi porterò a cremare. Parole pesantissime scritte sui social da Fabio Busanel, titolare del Caffè Mio di Viale 13 Martiri a San Donà, ai ladri che nella notte tra giovedì e venerdì si sono impadroniti del fondo cassa del suo bar, circa 250 euro, e di un PC portatile con il quale gestiva la musica nel locale e molte cose personali. E questo lo ha riempito di rabbia. Ed è brutto, e poi è brutto arrivare a farsi giustizia a sé, giustamente, però se la legge non cambia e chi lavora non è tutelato, sia delle forze dell'ordine che noi commercianti in prima linea, o anche uno a casa che vive, è normale che poi alla fine purtroppo certe cose ti vengono in mente di farle, sbagliando o meno, poi cosa fai? È il primo episodio del genere dopo 30 anni dietro a un bancone, sottolinea Busanel, tra le persone, tante delle quali passate a esprimergli solidarietà, tra loro nessun politico. Il ristoratore si sente tradito dalle istituzioni, soprattutto dalle leggi che non mandano dietro le sbarre gli autori di questi reati, quasi costringendo chi li subisce a farsi giustizia da sé, fino ad armarsi. Dobbiamo essere, secondo me, preparati a tutto. Il problema è che purtroppo, anche quando ci si difende, quando ti arriva un ladro in casa, alla fine si passa sempre dalla parte del torto. Devono anche loro capire che se non cambiano le regole si arriverà a questo. Busanel, anche sulla scia di altri fatti del genere successi a San Donà, Jesolo, Mestre, invita tutti a non tacere. Non dobbiamo avere omertà, ma dobbiamo sempre combattere questa criminalità, non aver paura e dire le cose che sappiamo, anche perché poi è nell'interesse di tutti, insomma. E a proposito di furti, ancora nessuna notizia dei 2 artigli di dinosauro spariti dalla mostra in fiera a Padova. L'appello dell'azienda che ha, prestato i reperti è quello di riconsegnare i 2 artigli, perché la cultura è un patrimonio di tutti. Dopo aver reso noto la notizia del clamoroso furto di 2 artigli di dinosauro dalla mostra Lost Hangar, la direzione di Venice Exhibition SRL, organizzatrice dell'evento culturale aperto un mese fa in fiera a Padova, ha formalizzato la denuncia di furto contro ignoti ai carabinieri di Padova, che ora stanno cercando di risalire agli autori del gesto. Nel frattempo i prestatori delle 2 falangi del dinosauro fossile, vissuto più di 100 milioni di anni fa, lanciano un appello ai responsabili del furto. Vorrei rinnovare il nostro appello, sperando che sia una bravata
una ragazzata, rinnovare l'appello della restituzione magari in forma anonima di queste due dita dell'arto anteriore destro di questo psittacosauro, un pezzo 100% autentico che abbiamo preparato noi, montato in fiera, quindi installazione nostra, e regolarmente importato all'incirca nel 1996 e quindi regolarmente detenuto. L'azienda The Brothers Stone di Quarto d'Altino, specializzata nella preparazione e vendita di fossili, è rimasta molto colpita da questo furto. Mai prima d'ora era accaduto un episodio simile. Si tratta di un pezzo autentico e di grande pregio. Chi ha staccato le 2 falangi del pappagallo rettile deve aver impiegato qualche minuto prima di riuscire a strapparli dall'installazione metallica. Resta dunque un mistero come abbia fatto ad agire indisturbato nell'orario di apertura. La mostra infatti sta avendo un riscontro molto positivo di presenze. In meno di un mese i visitatori sono già stati più di 20.000. In accordo anche con noi, chiaramente le misure verranno rafforzate ancora di più. Signori, la cultura di tutti, i souvenir sono all'uscita, lo stand ne è piena e cerchiamo insomma che rimanga un ricordo, ecco, questo brutto fattaccio. Una storia invece questa a lieto fine, sempre legata ad atti vandalici, perché a Tezze sul Brenta, dopo appunto l'atto vandalico di inizio anno, è tornata restaurata nella sua edicola la statua di San Giuseppe con il bambino. Questo corpo in questa zona era tutto a pezzettini. Occhi azzurro cielo, capelli mogano e tratti che raccontano emozioni senza l'uso della parola. Torna nella sua edicola, più bella che mai, la statua di San Giuseppe con il bambino, dopo che un grosso petardo acceso da alcuni vandali nella notte di Capodanno l'aveva distrutta in 1000 pezzi. Era tutta rotta anche questo dita, no? La faccia è caduta, saltata per aria, è caduta qua sopra le piante, per fortuna non si è rotta. A rivendicare i nomi dei colpevoli il sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda, e tanti cittadini che ogni giorno passeggiano o pedalano lungo la ciclabile fra Campagnari e Belvedere. Nell'attesa di trovare i responsabili, la statua di vetroresina è tornata a risplendere nella sua casa grazie all'aiuto di Mani Sapienti. L'ha restaurato Cinzia Fiorese, che è una ragazza qui di Cosinati, che l'ha riparato in modo impeccabile, veramente, perché era di vetroresina, non era facile ripararlo. Abbiamo raccolto tutti i pezzettini che c'erano per terra e lei li ha messi assieme e le ha recuperato molto bene. Che cosa vuole dire invece ai vandali? Allora, dico solo che le edicole e i santi non dovrebbero mai essere profanati. Questa è una cosa molto grave. E allora adesso chiudiamo la pagina di cronaca e di attualità legata appunto a episodi riconducibili a furti, atti vandalici e insomma in generale truffe legate a questo periodo. Continueremo a parlarne anche, come vi dicevo, questa sera e anche nei prossimi giorni, perché è un fenomeno in preoccupante escalation. Adesso però cambiamo decisamente argomento. Altro tema di attualità sono i saldi, sono le spese che cittadini e turisti in Veneto stanno compiendo in questi giorni. Ora ci siamo lasciati alle spalle un weekend sicuramente importante dal punto di vista dello shopping. Allora facciamo un attimo il punto della situazione, vediamo come stanno andando ad esempio i saldi a Vicenza. È pesato in quest'anno il caro bollette, il caro energia? Direi molto, direi. Quindi avete rimandato gli acquisti a... Esattamente, li abbiamo rimandati per i saldi. Non ho fatto tanti regalini in dicembre, allora approfitto questi saldi per l'opportunità di risparmiare un po' di soldi, allora adesso che faccio i regalini. Abbiamo magari evitato di acquistare nello specifico l'abbigliamento per poi aspettare questi giorni. Questo è quanto. Quindi meno regali a Natale e adesso ci si toglie qualche soddisfazione in più? Sicuramente sì. È un momento in cui si può acquistare a un prezzo migliore, però non, per il momento ci stiamo pensando, stiamo facendo una passeggiata proprio per osservare le vetrine. Grazie, piace stringerla sempre perché insomma in teoria c'è sempre da stringerla perché ma per una cosa, ma per le bollette, ma per altre cose, insomma non solo per le cose di abbigliamento, un po' per tutto, insomma in generale. Sono tempi da stringere. Aspettiamo il 50, però qualcosina abbiamo iniziato a prendere.
Insomma, questo è una sorta di fotografia di come stanno andando le cose a Vicenza per quello che riguarda i saldi. Ci spostiamo poco più in su, andiamo a vedere invece questo weekend di shopping come è andato a Bassano. È gennaio, con la Befana arrivano anche saldi e bassanesi. Ne approfitteranno? Andiamo a vedere. Avete approfittato dei saldi? Sì. Cosa ha comprato? Un maglioncino. Non ancora e penso lo compreremo. Grazie. Come mai? Vabbè, abbiamo già tutto. Questo ho fatto l'acquisto. Cerca qualche regalino? Qualche regalino per i nipoti, sì, ecco. Rispetto agli anni scorsi trova qualche differenza? Ma rispetto all'anno scorso, che è stato un po' più difficoltoso, diciamo, l'inizio dei saldi, quest'anno siamo più soddisfatti, per cui abbiamo avuto un incremento, quindi siamo decisamente contenti. Cosa ha comprato? Degli asciugamani. Sono iniziati i saldi, lei ha già comprato qualcosa? No, e non ho bisogno di niente. Noi purtroppo siamo sfortunati, noi compriamo quando c'è il prezzo pieno, non facciamo mai conto dei saldi, perché la roba che ci piace purtroppo con i saldi non la troviamo. Ha acquistato qualcosa con questi saldi? Mia nipote si è preso felpe e tutte cose normali, insomma. Quindi regalini? Sì. Lei ha già comprato qualcosa con questi saldi? No. Non ne approfitterà quindi? No, penso di no. È a posto così? A posto così. Comprano più i bassanesi o i turisti? Più turisti, abbiamo anche i nostri clienti che ritornano, c'è tanto turismo per fortuna, italiano, ti avevo appena detto, anche straniero, siamo contenti di questo. Abbiamo comprato un paio di lenzuola e un completo sempre per il letto. Sono iniziati i saldi, lei ha già comprato qualcosa? Niente, assolutamente niente. Ha già comprato qualcosa? No, ancora nulla. Ha già qualcosa in mente da comprare? Forse. Magari un piccolo regalo? Sì, può essere, dai. Un iniziato ce l'ha alla sua destra magari? Sì, diciamo che è una facile indiziata, sì. Ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, torniamo con i nostri collegamenti in diretta, ma anche per continuare ad approfondire tutte le tematiche di stretta attualità. Fra poco. Giro di boa per il nostro Focus TG, 12:45, grosso modo siamo a metà del nostro giornale, pronti a collegarci in diretta da Padova perché c'è stata ancora una rissa tra giovani in centro storico dopo quelle delle scorse settimane in Piazza Duomo. Stavolta è successo in via Roma, una zona pedonale. Ci racconta tutto in diretta con noi il nostro Guido Barbato. Guido, buongiorno. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti. È proprio così, allora, le risse tra giovani e stavolta c'è scappato anche il sangue, si sono spostate, perlomeno in questo ultimo caso, dalla Piazza Duomo, come dicevi tu, a via Roma. Siamo nel portico dell'antica chiesa di Santa Maria dei Servi. È successo tra sabato e domenica, probabilmente poco dopo la mezzanotte. Il tutto è partito da qui, dove ci troviamo in questo momento, dove ci sono già sul terreno, con l'aiuto di Federico Cibotto, sul terreno, sull'antico pavimento in trachite, delle macchie di sangue, macchie che si continuano fino a uscire da questo porticato a quello che è appunto quelle che sono le colonne di questa antica chiesa. Ce ne sono anche sul basamento di questa colonna, come potete vedere. Probabilmente qui si è iniziato con le bottiglie in frantumi, perché poi il coltello, perché dobbiamo parlare purtroppo di una rissa con un'arma appunto da taglio, il coltello è spuntato in Galleria Tito Livio. Eccoci allora in via Roma, che in questo momento dimostra di essere come sempre un gioiello della città, una zona pedonale famosa ed è zona pedonale da tanto tempo. Ecco, anche con noi di passaggio anche una coppia di agenti della polizia locale, ma a parte questo, di sera dopo una certa ora è in mano a dei perdigiorno che probabilmente per motivi legati allo spaccio arrivano alle mani, se non addirittura a farsi del male in maniera seria. Vedete che l'inizio di Galleria Tito Livio, per almeno una ventina di metri quadrati, è cosparso ancora di macchie di sangue, quindi tra parentesi nessuno ha ancora pulito
da sabato notte e a parte questo è spuntato un coltello, e a rimetterci insomma un po' di salute sarebbero stati un 23enne e un 16enne, quasi di certo nordafricani. La rissa ha coinvolto tra spettatori, e non si sa se anche in parte attiva, molti giovani che si trovavano quindi all'inizio della galleria Tito Livio, però 2 di questi sono finiti all'ospedale. Non sono scattate le denunce perché nessuno ha denunciato questi 2, perché è intervenuta la polizia, ha bloccato i feriti e come tali li ha anche trattenuti in questura, ma poi ha dovuto anche rilasciarli passando per il pronto soccorso. Una situazione che però per la zona di Chiesa dei Servi, via Roma, Galleria Tito Livio, non è esattamente una novità dopo una certa ora. Ci facciamo raccontare il perché e che cosa succede dalla nostra ospite, che è la capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Padova, Eleonora Mosco. Buongiorno Eleonora. Buongiorno a tutti. Allora, lei ha dei contatti diretti con i residenti di questa zona, ripeto, del centro storico padovano. Che cosa succede e soprattutto a chi è in mano dopo una certa ora? Sì, la situazione è tale per cui i cittadini residenti sono esasperati, perché sono fatti che continuano ad accadere da ormai anni e che avvengono a distanza di tempo ravvicinata, proprio perché non vengono presi poi dei provvedimenti mirati. Si tratta di questo fenomeno di baby gang che si concretizza proprio tra la Chiesa dei Servi e Riviera Tito Livio, passando appunto per Galleria Tito Livio dove ci troviamo, dove questi giovanotti trascorrono il tempo arrecando un disturbo pesante a tutti i residenti della zona, ma soprattutto commettendo dei reati gravi, che è reato di spaccio di droga, che è reato di uno stato di ebbrezza costante che li porta poi ad accoltellarsi e provocare delle risse pesanti, e ovviamente creando anche un pericolo alle persone che in orario serale passano per via Roma. E i residenti ormai sono esasperati, perché è impossibile poter trascorrere una notte serenamente, perché il disturbo è costante, lo spaccio di droga è costante e i problemi anche le vetrine dei negozi, che molto spesso vengono coinvolti e sono oggetto di purtroppo di queste risse che avvengono tra questi soggetti. Magari c'entra anche l'alcol. Sì, sicuramente l'utilizzo di sostanze stupefacenti, l'utilizzo dell'abuso di alcol, però ecco, un grande grazie va alle forze dell'ordine che cercano sempre di fare il meglio possibile per ripristinare la legalità. Qui spetta anche a chi ha gli strumenti per migliorare la situazione nell'approntarli, quindi faccio riferimento ovviamente in questo caso anche al Comune di Padova, perché non accetto quando il Comune tenta sempre di scaricare la responsabilità al governo oppure a enti sovraordinati. Io penso che anche il Comune debba fare la sua parte. Vedete, a Padova ci sono moltissime telecamere che sono state installate, benissimo, un provvedimento che condividiamo, però è chiaro che se poi queste telecamere non vengono visionate quando ce n'è bisogno, salvo solo nei casi di denuncia, non sono sufficienti in modo autonomo. Per cui io penso che per esempio una centrale operativa che controlli anche le telecamere, o la dotazione di un software che consenta di avvisare la pattuglia quando si verifica qualche situazione fuori controllo, penso possa essere un provvedimento utile. Senta, quindi ci aspettiamo una sua mozione in Consiglio Comunale? A brevissimo, sono tanti gli emendamenti che presenteremo al bilancio. Adesso è stata fatta qualche modifica al bilancio per impedirci la presentazione degli emendamenti. Comunque la nostra battaglia ci sarà, il fronte della sicurezza è un fronte su cui batteremo, perché la sicurezza è una precondizione essenziale di libertà, è un diritto che noi vogliamo che venga difeso e consentito a tutti i padovani. Bene, Eleonora Mosco è stata molto chiara, le forze dell'ordine ci sono, certo serve forse una maggiore incisività anche da parte del Comune, che ha fatto sapere che conosce questa situazione anche da prima dell'evento che è accaduto tra sabato e domenica. Insomma, speriamo bene. Io, Alex, ti ridarei la linea da Padova, dalla Galleria Tito Livio. Grazie a Guido Barbato e a Federico Cibotto, sempre puntuali nel loro racconto. Noi adesso riprendiamo il filone che per dovere di cronaca, insomma, abbiamo interrotto, dando priorità chiaramente al collegamento da Padova per raccontarvi di questa ennesima rissa, di questo episodio violento in centro storico. Prima però stavamo parlando dei saldi, quindi parlavamo anche del potere d'acquisto delle famiglie. Ebbene, il nuovo anno, ce ne rendiamo conto tutti, è iniziato all'inizio
all'insegna dei rincari. Siamo stati prima a Vicenza, poi a Bassano, adesso ci spostiamo nel Trevigiano. I trevigiani però, nonostante ammettano insomma, che tante cose costano di più, si dimostrano anche comprensivi con il nuovo governo e dicono: diamogli tempo. Anno nuovo, cominciato l'insegna dei rincari, aumenta il gas, aumenta la benzina, un po' tutto. Secondo lei questo governo qua poteva fare meglio? Tutti potevano fare meglio. Fino adesso non è che proprio... Non so se questa può fare miracoli, ma... Come tutti gli altri governi. Quindi fa quello che può. Per me è abbastanza no. Ci vuole tempo. Ci sono stati questi rincari che hanno messo in crisi naturalmente tante aziende, tante persone, tante pensionati che hanno le bollette care. C'erano prima, ci saranno sempre, anche con un governo di sinistra, quindi diamogli tempo. Aumenta tutto, aumenta la materia prima, aumenta il trasporto e tutto si riflette poi sul costo finale e sicuramente si può fare di più, ma... L'importante è che il mondo del lavoro riprenda a dare lavoro, quindi poi gli stipendi si adegueranno. Dal mio punto di vista penso che il governo sia non all'altezza di coordinare e di svolgere la sua attività. Io vedo che hanno una direttiva dritta e non si spostano da quella direttiva per nessun motivo. La sento all'ideologia questa cosa qua. Posso solo sperare che cambi meglio. Probabilmente sono stati obbligati a fare questa scelta. I soldi che avevano a disposizione erano quelli e si sono concentrati in altre priorità. Secondo me non aveva grandi possibilità. Quello che ha potuto fare con le poche risorse che ha a disposizione secondo me è stato fatto. Poi vediamo, avremo tempo di giudicare. Diciamo che da pochino che è messo lì, quindi diamogli un po' di fiducia, ok? Anche noi al loro posto non sapremo come fare, è molto difficile al giorno d'oggi. E intanto gli autonomi continuano a pagare più tasse dei dipendenti anche con la flat tax. A fare i conti, a sostenerlo, è uno studio della CGIA di Mestre. I lavoratori autonomi continueranno a pagare più tasse dei lavoratori dipendenti anche con l'innalzamento della flat tax fino a 85.000 euro di fatturato. Lo sostiene uno studio della CGIA di Mestre, secondo il quale solo nella fascia di reddito tra i 60 e i 65.000 euro le partite che si avvalgono della cosiddetta tassa piatta pagheranno meno. La nuova flat tax avvantaggerà solo pochissimi lavoratori autonomi e con un costo annuo per le casse dello Stato molto contenuto. E dal confronto con le retribuzioni dei lavoratori dipendenti, le partite IVA continuano a pagare molto di più. Secondo un'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi 2021, sarebbero al massimo 140.000 i lavoratori autonomi che con lo slittamento della soglia di fatturato a 85.000 euro godrebbero del vantaggio fiscale garantito dalla flat tax, con un costo aggiuntivo per le casse dello Stato di 404 milioni di euro all'anno. Chi in queste ultime settimane ha gridato allo scandalo, quindi, secondo il coordinatore dell'ufficio studi CGIA Paolo Zabeo, dovrebbe ravvedersi. Basta quindi mettere gli uni contro gli altri. L'unica cosa da fare è ridurre le tasse drasticamente ad ogni contribuente, sulla base del principio pagare meno per pagare tutti. È passata intanto giusto una settimana dall'aumento dell'accisa sui carburanti. Nella giungla dei prezzi di benzina, gasolio e gas tra pompe bianche e gestori autostradali, i cittadini al volante sono sempre più confusi, frastornati, oltre che chiaramente sconsolati. 7 giorni fa i prezzi che avevamo rilevato erano questi, con relativa coda per il pieno, mentre oggi allo stesso distributore di strada Ovest a Treviso l'aumento è inesorabile, mentre auto poche con conducenti tra l'irritato e lo sconsolato. Lo accetto l'aumento del gasolio, d'altra parte non posso. Però riesci a vedere le differenze? Ci sono distributori che fanno prezzi ancora un po' più bassi. Ecco. Va a cercare, insomma, cerca di risparmiare qualcosa oppure... No, tendenzialmente faccio sempre sullo stesso distributore. In genere sono le pompe bianche ad essere più convenienti, almeno stando ai prezzi di quest'altro distributore con il famoso cane a 6 zampe. Qui siamo ancora sotto i 2 euro e quindi la clientela si lamenta un attimino, però dopo se ne fa una ragione. Ritornare ancora alla benzina a questo prezzo è
Sicuramente c'è da fare qualcosa per migliorare questa situazione. Più arrabbiato o più rassegnato? Ma arrabbiato, rassegnato per forza, ci tocca rassegnarci, ma sono più arrabbiato, ecco. Con scontentezza e rassegnazione c'è però chi coltiva anche una speranza. Molto contento comunque, speriamo che col futuro la pace, i prezzi. Che comunque saranno sempre più alti in autostrada, dove sono in prevalenza gli stranieri a fare il pieno, come qui a Vittorio Veneto sulla 27. Da dove vieni? Canadese. What do you think about the price of the gasoline? È più costoso rispetto al Canada, ma è più economico di quanto lo fosse quest'estate in Norvegia. In realtà anche qui davvero pochi quelli che si fermano, considerando che rispetto al distributore di strada ovest del 2022 qui i centesimi in più per litro di gasolio sono 44. La gente reagisce male perché però gli aumenti ci sono, bisogna convivere con quelli. Poi lei ha anche molti stranieri che vengono a fare benzina, anche. cosa dicono? Che costa tanto. E anche per il 2022, come da ogni anno a partire dal 2015, è stato consegnato il premio Media Nord-Est Stella di Natale con i veneti schiacciati dalla crisi. Vediamo quest'anno a chi è andato il premio. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Vo Euganeo, Vo Vecchio. Stiamo per incontrare Iole e Romano, suo figlio, perché oggi consegneremo questo premio, la Stella di Natale, a mamma Iole e a suo figlio Romano. Andiamo! Cominciamo a raccontare la storia. Tu non eri in sedia a rotelle e Romano camminava, era un ragazzo splendido. Io sono in sedia a rotelle perché mi sono fatta male nel 92 e sono caduta dalla Vespa e ho battuto la schiena addosso un palo del telefono. Nel 2002 ho dovuto andare a fare la protesi alla gamba. Nel 2003 io non avevo ancora finito di ristabilirmi, si è fatto male lui. Quindi da là abbiamo cominciato il calvario. Cosa è successo? Ha avuto un incidente, non si capisce come e non si sa come, da solo, l'hanno trovato da solo, in macchina a Villa di Teolo, addosso a una pianta. Sono 20 anni che qua ci sarà un motivo. Qual è l'appello che vorresti fare? Cos'è che ti fa più male? Beh, intanto una cosa che non mi piace da sempre e le signore che lavorano da me lo sanno. Non voglio sentire nessuno che dica poverino Romano. Queste stanze dove siamo oggi sono della curia, perciò la canonica della parrocchia di Bovecchio me l'ha data il sacerdote, il parroco di Bo. Adesso il contratto è stato girato a nome mio, di conseguenza adesso cominceranno ad arrivare le bollette come tutte le famiglie, insomma. Ma quello che più ti spaventa sono questi servizi che non ci sono più. Questo fisioterapista che dopo la pandemia non riesce più a venire, non lo vedi più, mancano le garze, manca un po' tutto. Iole si sta un po' piegando e questo non deve succedere. Io sono qui oggi per cercare di far capire che Iole ha bisogno di aiuto. Dateci una mano, dategli una mano, perché è lui che ha bisogno. Questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, sono 5.000 euro che ti diamo per cercare di aiutarti in queste spese eccessive. Questo è il premio di Media Nord-Est, è una stella di Natale fatta su un legno di melo con del travertino, pietra rossa, travertino rosso del maestro scultore Luciano Longo. Sindaco, cosa vuole dire? Niente, volevo dire che siamo molto soddisfatti della sistemazione che è stata trovata per Romano, per questa mamma che si è impegnata moltissimo. Vi assicuro che questa amministrazione ha sempre fatto il massimo per le proprie possibilità per questa famiglia e siamo attivati per farti garanti per la signora Iole per questo affitto. Ringrazio la famiglia di Rete Veneta Nord-Est e non ho parole per quello che sta facendo, perché non mi aspettavo niente di simile, assolutamente niente. Mi viene da piangere. Non piangere, Iole. Io ringrazio questa grande famiglia di Rete Veneta, Media Nord-Est, per questo premio importante che ogni anno a Natale riusciamo a dare. Quest'anno siamo un po' in ritardo, ma ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Ringrazio veramente tutti voi, perché se oggi sono qui è merito vostro e grazie anche a Media Nord-Est.
E noi adesso ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario. Restate con noi perché abbiamo ancora tante notizie e tanti approfondimenti. A tra poco. Sono da poco passate le 13, questo vuol dire che abbiamo poco meno di mezz'ora da trascorrere ancora insieme, ma sono tante le notizie, gli approfondimenti di cui darvi conto. Adesso apriamo la pagina legata alla sanità, parliamo di liste d'attesa in questo caso all'ULSS 2, dove mancano da smaltire oltre 20.000 visite, per l'esattezza 20.102 visite che risultano ancora galleggianti. E allora Francesco Benazzi precisa che è stato già predisposto un piano di smaltimento. Smaltite nel 2022 le visite specialistiche, oltre 25.000 accumulate nel 2021. Oggi restano tutte le visite galleggianti, altre 21.102 dell'anno scorso. Noi stiamo smaltendo tutte le tutte quelle visite che devono essere smaltite entro 10 giorni. Siamo molto in difficoltà invece su quelle a 90 giorni, chiaramente quelle, le P in particolare, e le visite di controllo. L'ULSS 2 è così pensato ad un piano dove si sono riscontrate le maggiori criticità e dove mancano gli specialisti, in primis la cardiologia con visite ed elettrocardiogrammi. Dai primi di gennaio abbiamo una graduatoria chiaramente di un avviso di azienda zero, dove riusciamo a recuperare 6 cardiologi, e quindi i cardiologi di Treviso che andavano a Montebelluna a turno a coprire ovviamente le esigenze di reparto, oggi possono finire, perché anche a Montebelluna avremo l'organico di cardiologi pieno, e per cui potremo finalmente smaltire le oltre 4.000 visite cardiologiche che abbiamo. Criticità anche per quanto riguarda le visite ortopediche, si attendono ora i nuovi specializzanti da assumere nell'ospedale di Montebelluna. E poi l'oculistica, dove stiamo facendo un piano soprattutto per le visite di controllo, in modo tale da poter smaltire questo un numero veramente elevato di visite oculistiche. Non ultimo, anche la radiologia sotto la lente di ingrandimento, con numeri alti anche di risonanze magnetiche. Su questo sia la Regione Veneto che noi abbiamo messo in piedi un protocollo, quindi delle linee guida, dove andremo ovviamente a specificare bene quando serve la risonanza magnetica, perché soprattutto per il lobo sacrale, che sono quelle che intasano di più le liste e che alla fine potrebbero risolversi tranquillamente o con delle terapie o comunque mandandole dal fisiatra. Mancano all'appello 15 radiologi che si spera di riuscire ad assumere quanto prima. Benazzi ha poi aggiunto che ora più che mai la sanità pubblica deve essere vicina al cittadino. Ci rendiamo conto che, visto i rincari dell'energia, visto i rincari ovviamente delle materie prime, la gente ha meno soldi, e avendo meno soldi chiaramente ha bisogno della sanità pubblica per essere curata. Quindi c'è, dal punto di vista nostro, dal punto di vista etico e umano, ci sarà il massimo impegno per evitare che la gente debba andare da altre parti a farsi visitare e a fare le visite. E duravano da 3 anni le richieste per far arrivare il servizio di ambulanza a Vo. Finalmente questo servizio è arrivato e da luglio sono già stati 3 gli interventi salvavita. Gli anni della pandemia hanno insegnato ancora di più quanto il pronto intervento e la risposta immediata di soccorso siano fondamentali nella cura e nell'assistenza. Un insegnamento che Vo, il paese simbolo della lotta al Covid nel Padovano, ha imparato, e dopo aver lavorato per 3 anni il sindaco Giuliano Martini è riuscito ad ottenere il servizio di ambulanza H24. Vo infatti è un paese lontano sia da Padova che da Schiavonia e i tempi di percorrenza delle ambulanze superavano i 20 minuti. Da luglio che siamo partiti con la sperimentazione con un'ambulanza H24 in un locale adeguatamente preparato proprio per ospitare i volontari di pronto conserve, e anche l'ambulanza per la quale è stata allestita appositamente una tettoia per poter fare in modo di avere tutti i servizi, quello che è necessario per adempiere a questo lavoro di pronto soccorso, che è qualcosa che per noi insomma snellisce un po' quelli che sono i tempi per un eventuale intervento. Da luglio ci sono già stati 3 interventi che hanno salvato la vita a 3 persone colpite da malore improvviso. La sede del servizio si trova nelle stanze del punto prelievi nella piazza centrale di Vo. Il servizio è gestito da Pronto Conselve e conta su una squadra di volontari preparati all'emergenza. Per tentare di
decidere di completare la maglia del sistema 118, ecco, in assoluta sinergia e collaborazione e comando delle istituzioni naturalmente. Siete tutti volontari? Siamo tutti volontari, sì. Una scelta personale molto profonda, quella di dedicare il proprio tempo, le proprie energie e a talvolta anche i propri denari al volontariato. Essere volontari è come indossare un paio d'occhiali nuovi e vedere la quotidianità, la realtà personale con occhi nuovi e quindi accorgersi di cose che normalmente non saltano così in evidenza, ma che poi si fanno fondamentali nella vita di ciascuno. E in questo momento in Veneto non è azzardato parlare di vera e propria emergenza farmaci. Dai mucolitici agli antidolorifici scarseggiano i medicinali e gli arrivi nelle farmacie sono arrivi con il contagocce. Ce ne parla Livio Patelli, consigliere di Farmacie Unite. Tantissimi cassetti di sciroppi che sono mancanti. Sciroppi mucolitici e sedativi per la tosse, ma anche farmaci antiacidità per lo stomaco, antidolorifici e antipiretici. Le scorte sono terminate e i farmaci più comuni sono diventati introvabili, costringendo le farmacie del territorio a fare rete per colmare i gap delle forniture e a prendere ordinazioni al telefono compilando una sorta di lista d'attesa. Non farò dei nomi, ma sono anche molecole molto note di aziende farmaceutiche comunissime, sono mancanti o arrivano goccia a goccia, uno stilicidio. Quindi effettivamente è un po' difficile in questo momento gestire questa grande mole di mancanti. Sono diversi i fattori che hanno creato questa situazione, dall'ondata di virosi della stagione all'aumento dei costi che hanno reso meno competitivi la produzione e la vendita dei prodotti più comuni. I costi energetici enormi in questo periodo stanno rendendo purtroppo poco economico produrre alcune molecole che costano poco, ma al di là di questo c'è proprio una carenza reale di materie prime sia di tipo farmaceutico, quindi principi attivi che magari vengono prodotti in stabilimenti nell'est Europa o anche in altre zone del mondo dove in questo momento è difficile approvvigionarsi, e poi per esempio anche l'alluminio. Non solo i farmaci ma anche i blister che sono in alluminio sono diventati costosissimi. Farmacie Unite sta cercando di far sentire la sua voce a Roma per sensibilizzare sul tema della carenza di farmaci. Intanto il consiglio è quello di valutare anche possibili alternative sotto consiglio del farmacista. Qualora ci sia la carenza di un determinato farmaco con un nome commerciale, fidarsi del farmacista che sarà in grado tranquillamente di suggerire un equivalente o un farmaco molto molto simile in modo tale da poter soddisfare le necessità di cura del paziente. E sui problemi della sanità, pensate, si è anche sbilanciata, pronunciata la Befana in questo caso di Rossano Veneto, che porta dolci ai bambini e carbone proprio alla sanità regionale, prendendo di mira le liste d'attesa e tirando in ballo anche il governatore Luca Zaia. Vediamo. Nella calza della Befana si sa, ci sono dolcetti e caramelle per i bambini che si sono comportati bene, ma c'è spesso anche del carbone e quest'anno nella calzetta della Befana di Rossano Veneto c'era un bel po' di carbone per la sanità, tema al quale fra Bassano e dintorni i cittadini sono molto interessati. E così nell'annuale invettiva satirica della streghetta del paese sono finite anche delle bordate rigorosamente in rima per il governatore del Veneto Luca Zaia. Sentite cosa ha detto la Befana, grandi e piccoli, arrivati per il rogo dell'Epifania. Anche sanità è già sistemata, ma lo sorte del tuo destino dipende da quanti schei che deve nel tacuino. Tempi lunghi per la visita e liste infinite di attesa, ma non sta preoccupate che pensi ai privati a curarte. Un accenno neanche troppo velato alle lamentele dei cittadini sulla sanità veneta in generale e su quella dell'Ul7 in particolare. Uno dei temi più caldi degli ultimi mesi è proprio quello delle liste d'attesa, con tantissime segnalazioni anche ai nostri microfoni da parte di anziani che si ritrovano con esami e accertamenti fissati a distanza di mesi. Nessuna preoccupazione, avverte la pungente Befana di Rossano, se i tempi sono lunghi ci pensano i privati a curarvi. E anche qui sono molti i telespettatori che ammettono di aver scelto la sanità privata per accorciare i tempi, pagandosi esami e visite. Insomma, pare proprio che ci sia del carbone anche per l'azienda sanitaria pedemontana. Ah, e ce n'è pure per il percorso autonomista con una terzina altrettanto pungente. Volevo chiederti al doge veneziano laureato in proseccheria quanti anni sei passato
Stiamo freschi. Alla fine i cattivi pensieri e le cose che non hanno funzionato l'anno scorso se ne sono andate via con le faive dei falò. Ma nella calza resta, assieme a qualche dolcetto con cui consolarsi, anche il carbone. Buttalo via con quel che costa il riscaldamento. E siccome l'abbiamo tirata in ballo in questo servizio, parliamo adesso per un attimo ancora della Befana con una calza da record, o quasi, a Bessica di Loria. 80 metri di dolcezza per i bambini del paese che sono stati srotolati, gli 80 metri, dal campanile di Bessica. Una Befana da record, o quasi, scende dal campanile di Bessica di Loria per portare dolcetti e caramelle ai bambini del paese, assieme a una calza lunga 80 metri che punta a entrare nel Guinness dei primati. Nel pomeriggio del giorno dell'Epifania è stata finalmente srotolata la maxi calza preparata dalla rossanese Alessia Peron in quasi 2 mesi di lavoro quotidiano. Una calzetta, si fa per dire, talmente lunga che una volta raggiunto il sagrato ai piedi della torre campanaria ha proseguito il suo cammino per decine di metri tra 2 ali di folla festante. Poi la Befana stessa ha voluto misurarne lunghezza e contenuto, calandosi dal campanile prima di distribuire a grandi e piccoli un bel po' di caramelle. Per il primato manca ancora qualche metro, ma gli organizzatori dell'iniziativa promettono che l'anno prossimo la maxi calza di Bessica sarà lunga abbastanza per guardare tutti dall'alto, letteralmente. Cambiamo decisamente argomento, c'è un articolo della legge finanziaria voluto fortemente dal Veneto che rivoluzionerà il modo di gestire fiumi, laghi e litorale, rendendo utile ciò che ora è considerato rifiuto speciale. Una norma innovativa, da tanto tempo chiedevamo un intervento di questo tipo perché sappiamo come sono le condizioni dei nostri fiumi in determinate situazioni e questo in primis permette di tenere pulito gli alvei e questa è la cosa più importante. Secondo, dà la possibilità di creare reddito. Un articolo di legge che in un colpo solo rende più sicuro il nostro sistema idrogeologico, rende utile ciò che viene considerato rifiuto speciale, incentiva l'utilizzo energetico da fonti rinnovabili, creando nuove opportunità economiche. E questo approvato all'interno della legge finanziaria che dà agli agricoltori la facoltà di intervenire su fiumi, laghi ma anche spiagge per ripulirle dal legname trasportato dalle acque. È una legge molto importante che come Veneto abbiamo caldeggiato perché dà la possibilità a tutti gli imprenditori agricoli di raccogliere legname dai fiumi, dagli alvei, addirittura anche dalle sponde nelle spiagge, quindi nel mare, i residui legnosi che arrivano lo possono prendere per elevare, lavorare, utilizzarlo per l'autoconsumo o addirittura venderlo facendone, che ne so, cippato piuttosto che pellet. Per certi versi una rivoluzione che coinvolge non solo il mondo agricolo. Questo è un problema per i comuni ma anche per gli operatori balneari perché molti hanno in concessione le spiagge, quindi diventa un costo anche questa situazione, tra l'altro lo smaltimento diventa un costo, mentre così lo possono smaltire con l'utilizzo di un imprenditore agricolo che viene a raccogliersi il legname e poi lo riutilizza. Quindi questa secondo noi è una norma innovativa che come Veneto abbiamo caldeggiato, che è stata recepita, ora si attende il decreto ministeriale che entri un po' nei dettagli della questione. La legge punta soprattutto a proteggere il sistema idrogeologico, scongiurando quindi il pericolo già affrontato in passato, ad esempio che tronchi e sterpagli fermandosi tra le arcate dei ponti facciano da diga con notevoli problemi per stabilità del flusso delle acque. Interventi delicati che per questo devono essere fatti esclusivamente da professionisti della terra. Questa norma nasce appunto dal settore agricolo che l'ha richiesta, in primis la Regione Veneto, ed è appunto legata alla partita IVA agricola, quindi all'azienda agricola, questo per evitare anche che si creino situazioni imbarazzanti dove magari molta gente che non ha neanche professionalità in merito si rechi a raccogliere legname, creando anche un po' di confusione. Il rischio è anche di chiedere l'intervento che ne so, magari della protezione civile, delle Proloco, di volontari che poi sono anche sempre a rischio nel fare questo tipo di mestiere. Invece così l'abbiamo codificata e dato la possibilità anche di creare una rendita economica importante. Restiamo a parlare di ambiente, di tematiche affini a quelle che sono state trattate in questo servizio. Ci spostiamo ad Arcugnano, al lago di Fimon. Ci sono novità per quanto riguarda i prossimi passi avviati per evitare che appunto il lago diventi presto una palude.
Il Consiglio regionale del Veneto nei giorni scorsi ha approvato un ordine del giorno con un impegno anche da parte dell'assessore Bottaccin, che è l'assessore competente a livello regionale, a portare avanti il lavoro del tavolo tecnico, quindi a continuare a finanziare la convenzione con la provincia, con il comune di Arcugnano, che sta lavorando per evitare che il lago sparisca, perché ad oggi il rischio è che il lago di Fimo non esista più, perché tutti gli studi ci dicono che nell'arco di qualche decennio il lago finirebbe per essere prosciugato. Prosegue l'azione di tutela del lago di Fimon da parte delle istituzioni competenti. Il neonato tavolo tecnico a guida della provincia di Vicenza sta completando le opere di abilistica accessorie che permetteranno di fruire dell'intero anello che circonda il lago. Ora però vanno affrontate le questioni più spinose e radicali. Non solo dunque ordinaria manutenzione, ma interventi strutturali di salvaguardia e approvvigionamento d'acqua, come anche noi di Rete Veneta abbiamo sottolineato più volte con i nostri servizi. E servono due tipi di interventi, i primi finanziabili appunto con risorse più limitate, quello di cui si parla oggi, di manutenzione ordinaria del lago, di sfalcio per evitare appunto le situazioni che abbiamo visto in questi mesi del lago infestato sostanzialmente, e invece investimenti più importanti che richiedono progetti europei o progetti nazionali per appunto evitare l'impaludamento, magari con il dragaggio del lago, con interventi strutturali che rendano il lago davvero il meraviglioso luogo naturalistico che potrebbe essere. Ancora ambiente al centro della discussione, ci spostiamo adesso a Bassano del Grappa, siamo nella zona di San Lazzaro, zona che sono mesi, vi raccontiamo, insomma, a rischio cementificazione, quindi un polmone verde della città che rischia di trasformarsi in un'area industriale. Bene, sul caso San Lazzaro e sull'iter, tutta la procedura a cui un'amministrazione comunale deve attenersi, si è espressa anche la sindaca di Rossano Veneto, Morena Martini. Quando si parla del caso San Lazzaro, spesso ci si imbatte in alcuni termini che nascondono dinamiche più semplici di quanto si possa pensare o far pensare. È il caso dello sportello unico, ovvero di quello strumento che permette alle aziende di costruire anche in zone improprie, seguendo un iter normativo legato alla presentazione dei progetti all'amministrazione comunale. Sottolineiamo questo passaggio perché è da questo presupposto che anche la vicenda San Lazzaro trova spiegazione del perché il caos sia diventato un caso politico e non solo. Le persone che vogliono costruire, le aziende che vogliono ampliare, vengono dal sindaco, dalla giunta e fanno richiesta, e c'è una prima scrematura politica perché non si può dire sì a tutti a prescindere. È vero che se c'è una parte tecnica che dice di sì, è altrettanto vero che la parte politica potrebbe, per mille ragioni non personali ma legate al territorio dove va ad insediarsi un'azienda, potrebbe dire di no. Una spiegazione che aiuta a capire e far capire che quando si dice la politica non può fare niente, l'amministrazione comunale ha le mani legate sulla questione San Lazzaro, ci si dimentica del peccato originale. Fin da subito i no si potevano dire e potevano rimanere no. Io ricordo un caso a Rossano di un'azienda che faceva una metalmeccanica molto pesante e voleva costruire a ridosso di alcune abitazioni, e siamo stati fermi nel non dare il consenso politico, cioè di non far partire l'iter. Se invece c'è un consenso politico e l'iter parte, naturalmente ci sono la presentazione dei progetti, il comune chiede sempre qualcosa in cambio, che è la perequazione dei terreni e magari anche delle opere pubbliche a favore della comunità, e poi c'è tutto l'iter che riguarda tutti gli enti, e poi all'interno della conferenza dei sindaci c'è sempre anche la presenza dell'amministrazione tramite i tecnici comunali. Alla fine l'iter arriva in consiglio comunale, quindi è un iter molto lungo dove l'amministrazione ha un ruolo comunque molto importante, anzi determinante. Restiamo a Bassano del Grappa perché noi siamo tornati davanti a Palazzo Bonaguro in quanto ci sono novità sull'accesso alla mostra per le persone con disabilità. Luca, faccio qualche
giorno fa ci siamo trovati proprio davanti Palazzo Bonaguro, perché lei voleva entrare a visitare la mostra che è allestita, però non ha potuto entrare perché appunto ci sono questi scalini, questa barriera architettonica importante per lei. Lei aveva chiamato al Museo Civico e loro mi avevano detto che si poteva entrare solo sabato su prenotazione e che quel sabato lì l'ascensore era rotto. Abbiamo verificato che l'ascensore non è rotto e lei non si è arreso però, no. Lei non si è arreso perché quella mostra la voleva vedere. Esatto, e anche perché il Palazzo Bonaguro è un palazzo dove vengono fatte varie mostre e secondo me tutti i cittadini hanno il diritto di vedere le mostre. Io ho saputo dal maestro che coordina la mostra che c'è un ingresso laterale accessibile, c'è addirittura il simbolo della carrozzina e barriere architettoniche non ce ne sono. Quello che mi stupisce è che l'assessore Zonta non sappia di questo accesso. Insomma, c'è l'accesso ai disabili, ma non c'è alcuna indicazione. Un turista che arriva davanti all'ingresso principale di Palazzo Bonaguro, non vedendo segnali, se ne va. E questa cosa fa arrabbiare molto il nostro telespettatore, il blogger bassanese Luca Faccio. Come vedete qui in effetti c'è il cartello che segnala l'accesso per le persone con disabilità e difatti Luca Faccio è riuscito a entrare senza problemi da questa porta. Adesso basta che raggiunga l'ascensore, così poi potrà salire fino al primo piano e visitare la mostra. E qui c'è l'ascensore. Chiamiamo l'ascensore, tutto bene, ma Luca Faccio prima di entrare e salire tiene a precisare un concetto. Spero che per le prossime volte, quando ci sarà qualche mostra, non debba ogni volta fare un servizio televisivo. Per favore, la questione è stata spiegata, basta un foglio di carta che costa 1 centesimo, mettete per i disabili chiedere all'interno e la questione è risolta. Notizie adesso di respiro internazionale, perché nelle scorse ore, lo sappiamo, l'assalto al Parlamento di Brasilia da parte dei sostenitori di Bolsonaro, ma l'ex presidente in patria rischia la galera. E allora spunta un'ipotesi che vedrebbe una sua richiesta di cittadinanza italiana, visto che i suoi avi sono di Anguillara Veneta. Poco più di un anno dal conferimento in pompa magna della cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta all'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, quell'avvenimento che all'epoca suscitò scandalo e polemica a livello locale per la discussa figura del politico carioca potrebbe avere ora ripercussioni internazionali. Bolsonaro infatti, riparato in Florida dopo la sconfitta alle elezioni e con numerosi processi e accuse sulle spalle, potrebbe richiedere la cittadinanza italiana per evitare di finire in galera nel suo paese. L'ultima vicenda che lo riguarda è l'assalto da parte dei suoi sostenitori al Parlamento di Brasilia e lui, anche se ha smentito, è ritenuto responsabile di essere il mandante della violenza. Un'ipotesi, quella della richiesta di cittadinanza italiana, ventilata da buona parte della stampa indipendente brasiliana già lo scorso novembre. Infatti 2 figli di Bolsonaro, che sono parlamentari, si erano rivolti all'ambasciata italiana di Brasilia per richiedere di accelerare le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana. Il nonno di Jair Bolsonaro, Angelo Bolsonaro, con la Z poi trasformata in S, era di Anguillara Veneta, piccolo paese della Bassa Padovana dal quale emigrò verso il Brasile nel 1888. Secondo la stampa brasiliana, l'Italia, nello specifico la provincia padovana, potrebbe essere la scelta finale per la fuga dell'ex presidente carioca. Dal comune di Anguillara non ci sono notizie. La sindaca Alessandra Buoso, criticata proprio per aver invitato Bolsonaro e conferito la cittadinanza nel novembre del 2021, dice di non saperne nulla. Cambiamo decisamente argomento. Continua con successo la stagione sciistica nel Bellunese. A Cortina d'Ampezzo gli impianti inizieranno a chiudere il 3 aprile, mentre resteranno aperti fino alla settimana successiva quelli delle Tofane e delle Cinque Torri. Fino al
dal 18 aprile, impianti ancora in funzione in altre zone del Bellunese. Infine, come ogni anno, neve permettendo, insomma, si potrebbe addirittura arrivare a sciare fino al 1° maggio. L'Epifania non si porta via la stagione sciistica. Nonostante le giornate con temperature nettamente superiori alla media che hanno portato alla chiusura di alcune piste, da Cortina alla Marmolada, da Faichiale ad Alleghe, sugli impianti di risalita la gente non manca. Quest'anno la neve è arrivata al momento giusto e diciamo il fatto che è arrivata la neve invoglia tutti a venire a sciare. Questo dimostra la volontà e la voglia di praticare lo sci dopo 2 anni di crisi Covid. Una stagione che fa quindi sperare possa proseguire fino a Pasqua, magari con nuove precipitazioni. E a beneficiarne sono non solo i comuni dove ci sono gli impianti di risalita, ma anche quelli che offrono strutture alberghiere preziose e necessarie per ospitare sciatori che per le piste delle Dolomiti arrivano da tutto il mondo. C'è un movimento, pur non avendo noi piste da sci in loco, c'è un movimento perché Pieve di Cadore comunque rappresenta un punto di riferimento anche per le località dove ci sono le piste. Quindi dal punto di vista alberghiero, dal punto di vista turistico, si aspetta una buona stagione? Sì, credo proprio di sì, Anche l'ultima nevicata di sicuro ha alimentato, ha oleato il volano di promozione turistica che interessa anche un centro come Pieve di Cadore. Chiudiamo con un'altra notizia: un grande albero è crollato in centro a Montegrotto, per fortuna nessun ferito. Un alto pino domestico è caduto al suolo in viale della Stazione, in pieno centro a Montegrotto. Il crollo è avvenuto verso l'1:30 della notte e forse anche grazie a questo orario nessuno si è ferito. L'albero, finito disteso sulla sede stradale, ha schiacciato 2 auto parcheggiate lungo la via e danneggiato un tubo di sfiato del gas. I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento aponense, hanno subito rilevato l'assenza di persone dentro le vetture, quindi hanno rimosso l'albero che occupava totalmente la strada. Eventi simili erano accaduti a Padova nelle scorse settimane, con conseguenze molto più gravi. 4 persone ferite in via Cernaia il 16 dicembre e una in via Ariosto pochi giorni fa, sempre a causa di alberi caduti per il maltempo. È tutto per questa edizione di Focus TG. Ringrazio la regia di Fabio Verin, i colleghi per il loro prezioso contributo. Ringrazio tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Appuntamento questa sera con le edizioni di TG Bassano e TG Vicenza.